24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Il rendiconto passa, la maggioranza no. Finisce così con 308 voti favorevoli la sofferta giornata del governo, che oggi non è più maggioranza perché è andata sotto alla Camera sul rendiconto generale dello Stato. Finisce con le parole durissime di Bersani che avverte: se Berlusconi non si dimette prenderemo provvedimenti. Finisce con Berlusconi che riunisce alla svelta i suoi. Ragazzi, decidiamo subito cosa fare, avrebbe detto. Peccato però che i politici riuniti da Berlusconi siano quelli che in queste ore gli stanno consigliando di fare un passo indietro, da Bossi a Maroni allo stesso Tremonti. Una giornata che si conclude in maniera insperata per le stesse opposizioni, che hanno garantito il numero legale in aula ma non hanno preso parte alla votazione, in modo da dimostrare alla maggioranza che anche su un provvedimento come il bilancio dello Stato i numeri per governare non ci sono più. Il Veneto è in prima linea nell'aiuto alle popolazioni della Liguria. Sono 80 i volontari della Protezione Civile operativi nelle zone liguri colpite dall'alluvione, impegnati nello sgombero del fango, nella pulitura delle abitazioni e nel ripristino della viabilità. Oltre a loro, uno staff di tecnici dei settori ambiente e geologia sono stati mandati in aiuto già all'indomani dell'evento. Le problematiche della tutela del territorio e del dissesto idrogeologico restano di primaria attenzione anche tra la Giunta della Regione Veneto. Non si può essere tra le prime economie del mondo, e parlo del Veneto, e avere un territorio che fa acqua da tutte le parti, è il caso di dirlo. Noi dobbiamo mettere in sicurezza il nostro territorio, pensare alle casse d'espansione per salvare non solo le aziende e le famiglie, ma anche le vite dei cittadini. 250 opere idrauliche sono state realizzate in 9 mesi e sono stati finanziati 3 bacini di contenimento. Ma per mettere in sicurezza tutta la regione e non solo le zone colpite dall'alluvione di un anno fa, occorrerebbe realizzarne un'altra decina, con una spesa stimabile tra i 2 e i 300 milioni di euro. Per trovare la cifra necessaria resta da valutare la proposta avanzata dall'opposizione: istituire una tassa di scopo per finanziare il piano di intervento. Allarme e allagamenti in tutto il territorio della Marca Trevigiana a causa delle forti piogge che da lunedì flagellano la zona. Le situazioni più critiche sono state registrate nei comuni di Silea e Carbonera, con l'evacuazione di alcune famiglie. La situazione è grave e l'emergenza alta, hanno affermato alcuni rappresentanti del comune di Silea. Disagi anche a Maserada sul Piave, Lancenigo di Villorba e Casale sul Sile. In osservazione anche la situazione nella Pedemontana, nel Coneglianese e Vittoriese per alcuni smottamenti. Ci sono anche evasori fiscali, parenti ed amici personali tra le vittime di una maxi frode fiscale da 5 milioni e mezzo di euro architettata e realizzata da 2 ex assicuratori e dal figlio di uno di loro in tutto il nord-est. I 3 sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Padova in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare firmate dalla Procura della Repubblica del capoluogo euganeo. Il meccanismo del raggiro era semplice: il terzetto faceva sottoscrivere polizze assicurative a un nutrito gruppo di clienti e al posto di versare i premi sul conto corrente della compagnia li dirottava su conti correnti privati. È il male del secolo e per le case farmaceutiche è stato a lungo il business del secolo, ma ora se di cancro ci si continua ad ammalare, con i medicinali per curarlo i big del farmaco non fanno più grandi affari. I chemioterapici, che rimangono l'unica terapia possibile per questa malattia, sono sul mercato da molto tempo, costano poco e quindi poco fruttano le aziende produttrici, che sempre di più si stanno orientando verso farmaci biologici dai costi astronomici, commercializzando invece sempre meno quelli tradizionali
cosiddetti low cost. Il risultato è che anche in Italia sta succedendo quello che in America è in realtà da più di un anno. Negli ospedali mancano i farmaci essenziali per curare i tumori. A lanciare l'allarme è Umberto Tirelli, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell'Istituto Nazionale Tumori di Aviano. Le case farmaceutiche alle proteste dei medici americani hanno risposto che è un problema di produzione e di reperimento della materia prima, ma che invece tutto sia legato alla convenienza economica e al guadagno è molto più di un sospetto. Scarseggiano o mancano del tutto i componenti fondamentali per le chemioterapie, per le leucemie acute, i linfomi e i tumori al testicolo, tanto che nel centro di riferimento di Aviano 9 pazienti malati di linfoma hanno dovuto attendere per 4 mesi la somministrazione. Farmaco Glaxo lo avrebbe reso gay. Un cittadino francese chiede i danni alla multinazionale farmaceutica inglese con sedi anche in Italia. Una storia legata al medicinale Requip e di una partita adulterata. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadellveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.